Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo. Toccherà al perito nominato dalla procura stabilire le cause dell'incidente costato la vita a 4 ragazzi. Nel pomeriggio celebrati a Donnici i funerali di Alessandro Algeri. Intanto l'autista della Citroen è risultato positivo all'alcol test, anche se questo elemento al momento è ritenuto ininfluente. Sarà la Regione a decidere dove ubicare l'ecodistretto nel Cosentino, dopo il no di Morano Calabro, stretta anche per i comuni morosi che da oggi non potranno conferire rifiuti. La Guardia di Finanza ha sequestrato 9 milioni di euro a 6 avvocati nell'ambito dell'inchiesta sulla multiservizi a Reggio. Cresce l'attesa nei partiti per la definizione delle candidature, acque agitate nel centro-sinistra, sabato a Catanzaro occhiuto incontro ai comitati elettorali. È finito in manette un 22enne residente a Casali del Manco con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe picchiato la compagna e il padre di lei. È morto ieri sera in un campo di calcetto ubicato nei pressi del municipio di Cosenza un ragazzo di 18 anni mentre stava giocando coi suoi amici. Inutile la corsa in ospedale. Ancora buonasera dalla redazione TG10, in primo piano gli sviluppi dell'incidente che è avvenuto sabato notte, che ha coinvolto 2 auto e ha portato alla morte di 4 giovani cosentini. Oggi c'è stato il funerale di Alessandro Algeri, che era alla guida della Polo coinvolta nell'incidente. Ci sono indagini tossicologiche sul guidatore della Citroen, dell'altra auto coinvolta, ma sentiamo nei nostri servizi quanto è emerso con Isabella Roccamo. Cos'è accaduto quel maledetto sabato notte sulla statale 107? La dinamica del terribile schianto costato la vita a 4 ragazzi è ancora poco chiara. Il perito nominato dalla Procura di Cosenza e al lavoro dovrà valutare tutti gli elementi che possano consentire di risalire alle cause del terribile impatto. Quella notte pioveva, l'asfalto era bagnato. Alessandro Algeri, Mario Chiappetta, Federico Lentini e Paolo Iantorno, tutti tra i 18 e i 19 anni, viaggiavano su una Volkswagen Polo che si è scontrata con una Citroen C3 a bordo una coppia di fidanzati, un 33enne e una 31enne, rimasti gravemente feriti. L'uomo è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Annunziata. Secondo quanto si è appreso, è risultato positivo ai test su alcol e cannabis, ma il dato dovrà essere valutato dai magistrati della Procura di Cosenza alla luce della ricostruzione che sarà fatta dai periti nominati dal PM. La circostanza, infatti, potrebbe non essere stata determinante nello scontro. Bisognerà aspettare ancora un po' per avere un quadro esatto. Secondo una prima ricostruzione, la Polo con a bordo i 4 ragazzi si sarebbe schiantata prima contro il guardrail e poi sarebbe stata presa in pieno dalla C3. Una notte da incubo, una scena straziante. Gli inquirenti stanno in queste ore valutando tutti gli elementi utili a stabilire le esatte cause del terribile incidente. Intanto è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Alessandro Algeri, il giovane alla guida della Volkswagen Polo. Un atto dovuto, quello disposto dalla Procura. Su quanto emerso vige il più stretto riservo. Per conoscere i risultati bisognerà attendere che venga depositata entro 90 giorni la relazione dei medici legali. La salma è stata riconsegnata ai familiari per l'ultimo saluto. E questo pomeriggio, nella chiesa Santa Maria a Donnici, sono stati celebrati i funerali di Alessandro Algeri, il giovane che era alla guida della Polo, coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita insieme ai suoi 3 amici. Durante la funzione ha preso la parola la madre del ragazzo, talentuoso ballerino. La tua bocca non ha mai conosciuto parole cattive per alcuno, ha detto. Il tuo cuore non conosceva malizia. Una luce forte e splendente di umiltà, tu sei questo. Fuori dalla chiesa, nella frazione di Cosenza, palloncini bianchi, candele e tantissimi ragazzi, amici, compagni di scuola e ballerini che con lui condividevano la passione per la danza. Tra i presenti anche i genitori degli altri ragazzi deceduti nello schianto. Anche adesso, ha aggiunto Franca Algeri, riesci a infondere serenità esattamente come facevi quando entravi in una stanza col tuo meraviglioso sorriso. Noi vogliamo ricordarti così e tutte le persone che sono qui per te testimoniano la persona immensa e stupenda che sei. Conservaci sempre un abbraccio, Ale, che prima o poi ce lo darai. La tua mamma ti ama tanto. Questa chiesa è troppo piccola per accogliere questo grande dolore, ha detto Don Santino Borrelli, parroco della chiesa Santa Maria, accogliendo la bara con le spoglie di Alessandro. Una vicenda che non si può dimenticare, davvero. Sarà la Regione, passiamo alla questione rifiuti, a decidere dove ubicare l'ecodistretto nel Cosentino. C'è stato il no da parte di Morano Calabro e c'è anche una stretta per i comuni morosi che da oggi non potranno più conferire i rifiuti in discarica. Sentiamo.
Sarà la regione a scegliere il sito dove sorgerà l'ecodistretto in provincia di Cosenza, e quanto emerso da un incontro che si è svolto alla cittadella regionale, a cui ha preso parte, oltre all'assessore all'ambiente Antonella Rizzo, anche il presidente del lato Cosenza, il sindaco di Rende Marcello Manna. L'impianto moderno per lo smaltimento dei rifiuti sarà realizzato, le risorse, 42 milioni di euro, sono state già stanziate, ma dove collocarlo nessuno lo vuole, eppure, secondo gli amministratori e gli addetti ai lavori, è l'unica soluzione all'emergenza. Nei mesi scorsi si è provato in interminabili riunioni a ragionare con i sindaci. Morano Calabro aveva dato l'ok, poi le proteste sul territorio hanno costretto la giunta comunale guidata da Niccolò De Bartolo a fare marcia indietro. Fino a giugno sarà in vigore l'ordinanza regionale che ha predisposto il sopralzo, cioè l'aggiunta di conferimenti di spazzatura in alcune discariche, quali quella di Cassano nel Cosentino e Columbra nel Crotonese, territorio quest'ultimo in cui continuano a registrarsi vibrate proteste. È corsa dunque contro il tempo per trovare una soluzione definitiva, ma questo è solo uno dei livelli di un problema più ampio. Nella provincia Abruzia, infatti, su 9 milioni e 300 mila euro di debito si è pagato nel 2019 solo 1 milione e 400 mila euro, restano da versare 8 milioni di euro. Tra i comuni morosi ci sono Cosenza e Corigliano Rossano. Anche su questo fronte la regione ha scelto la linea dura, bloccando di fatto i conferimenti nelle discariche di tutti gli enti territoriali che risultano morosi. Per loro da oggi stop ai conferimenti alla Calabria Maceri di Rende o negli altri siti finora usati. Gli impianti sono insufficienti, ha detto il sindaco di Rende, facendo sapere che si chiederà un incontro con il ministro dell'ambiente. Torneremo senz'altro sulla questione perché c'è un rischio ambientale non indifferente, c'è una questione relativa anche a un altro dato economico, quello del pagamento della Tari. Adesso parliamo di politica perché cresce l'attesa nei partiti per la definizione delle candidature, acque agitate nel centro-sinistra, sabato a Catanzaro invece Occhiuto incontra i comitati elettorali. Sentiamo. Le cronache raccontano di Zingaretti che corteggia Di Maio per chiudere l'accordo in Calabria, incassando almeno per il momento il no. Fermo irremovibile? Al momento è così, ma lo spiraglio per trattare esiste. Se dovesse prevalere la linea del tutti insieme, sarebbe inevitabile la spaccatura all'interno del Partito Democratico, visto che c'è una parte consistente del PD, che comprende anche Oliverio, che difficilmente si uniformerebbe alla volontà del Partito Romano, e a questo punto l'evoluzione della situazione sarebbe imprevedibile. Ma la fronda che spinge perché salti il progetto di unire le due forze politiche comprende anche una parte consistente dei pentastellati calabresi, e tra questi per esempio c'è Dalila Nesci, che rivendica la possibilità che possa essere lei la candidata per la carica di governatore, ma non è la sola, perché nelle ultime ore pare si siano fatti avanti anche Pino D'Ippolito e Bianca Laura Granato, i quali ritengono di avere i numeri, così come la Nesci, per recitare un ruolo da protagonista nella stagione elettorale calabrese, anche se resta sullo sfondo la possibile candidatura dell'imprenditore Pippo Callipo. Nel centrodestra c'è grande fermento. Mario Occhiuto riunirà sabato prossimo a Catanzaro i comitati elettorali per fare il punto della situazione. È probabile che riferirà dell'incontro che c'è stato a Roma tra i segretari nazionali dei tre partiti che compongono la coalizione, vale a dire Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, nel corso del quale si è addivenuti alla decisione di consegnare a Forza Italia le candidature alla presidenza in Calabria e Campania e a Fratelli d'Italia la Puglia. Nessuna novità invece circa eventuali accordi con forze politiche da parte di Carlo Tanzi, che continua la sua campagna in solitaria, sostenuto, come egli stesso ha ripetuto più volte, dal mondo del volontariato e dell'associazionismo. Intanto per la chiamata alle urne prende sempre più corpo l'ipotesi del 26 gennaio, ma domani forse qualcosa in più si saprà. Disavventura per dei pazienti dell'ospedale di Lamezia Terme che si erano prenotati per una visita cardiologica. Sono arrivati in ambulatorio ma si sono sentiti dire che mancavano i medici per effettuare questi controlli. Questa volta le disavventure dei pazienti riguardano l'ospedale di Lamezia Terme e vengono segnalate dal Comitato Malati Cronici dell'Ametino, che ha raccolto la denuncia di alcuni utenti in attesa di sottoporsi a una visita cardiologica.
A quanto pare, pazienti che avevano effettuato la prenotazione presso l'ospedale cittadino molti mesi prima, una volta giunti in ambulatorio, dopo una regolare attesa, si sono sentiti dire che la visita non sarebbe stata eseguita per mancanza di medici. Giuseppe Gigliotti, presidente del Comitato Malati Cronici dell'Ametino, riferisce che nessuno si è preso la briga di avvisare i pazienti, né la direzione sanitaria si è minimamente preoccupata di dirottarli verso ambulatori esterni convenzionati, per come la legge prescrive. Chiudere liste d'attesa, affermano dal comitato, è un reato. Rimandare i pazienti al CUP per riprenotare un'altra visita per non si sa quando né dove è una mancanza di rispetto. E polemica dopo la decisione di Strasburgo sull'ergastolo ostativo, ci sono state tante prese di posizione noi sentiamo il parere del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. La notizia arriva da Strasburgo e mira dritta al cuore della lotta alla mafia. In pratica l'Europa ci dice che il nostro paese deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo che nega la concessione dei benefici ai condannati al carcere a vita. La motivazione della Corte europea è che questa limitazione viola l'articolo 3 della Convenzione sui diritti umani. Ora è chiaro che questo passaggio non può essere accettato da chi combatte quotidianamente la mafia, rischiando la vita, e tra questi il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, per il quale questa sentenza è illogica e irrazionale perché passa l'idea che si possa commettere qualunque crimine, tanto prima o poi si potrà uscire dalla galera, conservando la caratura criminale che deriva dalla forza di non collaborare ma chiudersi nell'omertà più assoluta. Per Gratteri rischia di scomparire un punto cardine nella lotta alle mafie, il regime del 41 bis e quello dell'ergastolo, che hanno rappresentato fino ad oggi la garanzia che il boss sarebbe rimasto in carcere senza più poter esercitare il suo potere. Il procuratore è preoccupato per gli effetti che la sentenza avrà in Italia, perché i mafiosi tireranno un grande sospiro di sollievo, perché Strasburgo stabilisce un principio che è devastante per il nostro sistema antimafia. Mario Spanò è il nuovo presidente di Confindustria Crotone, sarà un mandato addetto all'insegna della continuità e della novità, un laboratorio di idee per il rilancio del territorio. Eletto il nuovo presidente di Confindustria Crotone, l'Assemblea dei Soci ha designato Mario Spanò presidente del Consiglio d'amministrazione del gruppo Spanò, attivo nel settore delle forniture industriali e ospedaliere. Spanò nel suo intervento, alla presenza del governatore Oliverio, ha ricordato il lavoro svolto dal suo predecessore Michele Lucente e ha annunciato continuità e novità. Un presidente carico di grandissima responsabilità, soprattutto in un territorio come il nostro, con un'economia molto fragile, e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo crederci insieme con gli imprenditori, insieme con le forze politiche, con le associazioni, perché nessuno si può sottrarre in un momento particolare e difficile come quello che stiamo vivendo. Di conseguenza dobbiamo creare un nostro territorio che deve diventare un laboratorio di idee, un laboratorio di lavoro, un laboratorio che possa dare sviluppo, perché noi dobbiamo essere la locomotiva del paese. Finito in manette, siamo alla cronaca, un 22enne residente a Casali del Manco con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, avrebbe picchiato la compagna e il padre di lei. È stato portato nel carcere di Cosenza il 22enne arrestato dai carabinieri a Casali del Manco per maltrattamenti in famiglia, una brutta storia ricostruita dai militari in una sequenza di violenza di cui è vittima la convivente del giovane. I due hanno una bimba di pochi mesi. L'ultima aggressione in ordine di tempo nei giorni scorsi in casa, dopo un futile litigio. Lui l'ha schiaffeggiata facendola cadere a terra e dandole dei calci, il peggio scongiurato solo dall'intervento del papà di lei. La ragazza è finita in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato lesioni guaribili in 20 giorni. Il mattino successivo il 22enne si è scagliato contro il padre, reo di aver difeso la figlia, lo ha preso a pugni in faccia e alla spalla destra, provocandogli escoriazioni multiple. Anche il genitore è finito in pronto soccorso all'Annunziata. È stata la ragazza a denunciare, ha deciso infatti di recarsi alla caserma Grippo, dove ad accoglierla all'interno della stanza rosa riservata per le audizioni protette ha trovato personale specializzato in reati cosiddetti da codice rosso, ossia la procedura urgente nei casi di violenza, stalking, come previsto dalla legge numero 69 del 19 luglio scorso. Guariranno le ferite del corpo, resteranno quelle dell'anima per questa ragazza tradita dall'amore. Lei ha trovato il coraggio di dire basta, proteggere sua figlia e speriamo ricominciare.
Altre storie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Un malore durante la partita di calcetto, inutili soccorsi per un 18enne di Cosenza. Salvatore Figliuzzi si trovava in un campetto di calcio nei pressi del municipio quando si è accasciato al suolo. Il cordoglio del sindaco Chiuto, che ha detto: resto sgomento per un evento che ha dell'assurdo e che ci fa porre tante domande alle quali non sappiamo dare una risposta. Cosenza, ha concluso, si stringe ai genitori e alla sorella di Salvatore nell'indicibile sofferenza. Sequestrate dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria disponibilità finanziarie pari a 9 milioni di euro a 6 avvocati e professionisti nell'ambito dell'inchiesta Malagestio sul fallimento della Multiservizi, la partecipata del comune di Reggio Calabria incaricata della manutenzione dei beni pubblici. Nei giorni scorsi erano state arrestate per bancarotta fraudolenta 5 persone che ricoprivano cariche sociali nella Multiservizi. Dalle indagini condotte dal Gicolo del nucleo di polizia economico-finanziaria, i professionisti avrebbero ricevuto in maniera non dovuta denaro per importi variabili da 28.000 euro a 1 milione. In un caso è stato stipulato un contratto di un avvocato che non era iscritto all'albo. Un quarantenne di nazionalità marocchina è stato arrestato a Reggio Calabria con l'accusa di violenza ai danni della moglie. Dalle indagini è emerso che l'uomo negli ultimi mesi costringeva regolarmente la moglie ad avere rapporti non consenzienti, minacciandola anche di morte. Indagano i carabinieri a San Marco Argentano sul cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato a Malvito. La vittima potrebbe essere rimasto fulminato dal contatto con un cavo dell'alta tensione mentre era impegnato nella potatura di alcuni alberi. Ottava edizione di Leggere e Scrivere, dedicata alla lettura, presentata in conferenza stampa nella sala consigliare di Vibo Valentia. Oltre 200 ospiti in 5 giorni di dibattiti. Il libro protagonista è la letteratura che si trasforma nell'occasione per parlare di attualità, politica, musica, teatro, spettacolo, ma anche scienze d'arte, in un confronto e dialogo che saprà coinvolgere adulti e ragazzi, accaniti lettori e frequentatori di social media. Da martedì 15 ottobre fino a sabato, Vibo Valentia sarà la capitale culturale del Sud con l'8ª edizione del festival Leggere e Scrivere. Sta avvenendo ogni anno un festival più grande, più ricco, più articolato, e quest'anno non vi deluderemo, speriamo di non deludervi. In effetti ci sono personaggi importanti, che poi la caratteristica del festival è appuntamenti che vale la pena seguire. Ce ne sono tantissimi, verranno pubblicati su internet e bisognerà studiarselo bene perché ce ne sono talmente tanti che dire dei nomi è molto confusionario. In realtà è pieno di personaggi, scrittori importanti, di giornalisti, di registi, di sceneggiatori, è sempre un grande contenitore con tanti incontri su tanti argomenti. Inizierà il 15, inauguriamo con Valerio Massimo Manfredi e chiuderemo con Valentino Picone. Poi ci saranno in mezzo tantissime cose, parate per bambini, teatro per bambini, spettacoli, musica, un monologo teatrale fantastico, divertentissimo di Sergio Vespertino. Me ne vengono in mente 1000, però bisognerà guardarsi per benino e organizzarsi, ma bisognerà guardare per bene il programma, la brochure. È il momento del meteo, le previsioni per le prossime ore con gli esperti di meteoincalabria.com. Tempo in graduale miglioramento, seppur rimane un po' di instabilità sulle zone ioniche. Ad ogni modo la tendenza è verso il ritorno al bel tempo con aumento delle temperature. Domani residua instabilità sulla Calabria centro-meridionale, in particolare versanti ionici, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in graduale aumento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani calmo il Tirreno, poco mosso il Golfo di Corigliano, molto mosso lo Ionio centro-meridionale, venti deboli da direzione variabile con rinforzi a tratti da quadranti orientali sullo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.